Questa è Bardolino. Ci troviamo sul lago di Garda. Tra il IX e il X secolo, per contrastare le numerose scorribande degli Ungari, i principali abitanti delle sponde del lago si dotarono di mura e castelli. Bardolino non ne fece eccezione. In seguito il castello si ingrandì fino a costruire, con i Dalla Scala, un unico fortalizio per tutto il paese. Le spesse mura, circondate da un ampio fossato, rinchiudevano il centro del paese, a cui si poteva accedere da solo due porte, una posta a nord-est in direzione del Garda, chiamata San Giovanni o Superiore, una a sud-est chiamata Verona o Inferiore. Nel XII secolo Bardolino è ricordato come comune autonomo, sorretto da un proprio statuto e amministrato da un'assemblea di vicinia, i capifamiglia. La giustizia era amministrata da un podestà, mentre un sindaco fungeva da procuratore nei contenziosi. Risale al 1222 la Costituzione, comune a quasi tutti i centri del lago, dei diritti di pesca riservati a una corporazione del luogo. Nel 1193 Bardolino viene ceduto al comune di Verona e nel 1405 con la dedizione di Verona a Venezia passa sotto dominio veneziano. Sotto la Serenissima divenne il centro della marina veneziana sul lago e sotto gli austriaci capoluogo di tutti i comuni della riva veronese del lago di Garda. Nel 1848 Bardolino insorse contro le truppe austriache, credendo nella vittoria dei piemontesi durante la prima guerra di indipendenza. Con la sconfitta ci furono gravi rappresaglie e Bardolino dovette aspettare per entrare nel Regno d'Italia solo il 1866.